Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con il TG Plus Ciclismo. Abbiamo passato il periodo pasquale, tante belle corse, tante belle vittorie, abbiamo avuto grandi emozioni con le grandi classiche, ma ci siamo tolti anche qualche soddisfazione a livello nazionale con i nostri giovani rampolli del ciclismo. Abbiamo infatti con noi Alessandro Pinarello, fresco vincitore del Palio del Recioto, una classica importantissima per i dilettanti, per gli under 23 e anche un buon piva. Insomma, Alessandro, finalmente sei tornato alla vittoria. Ciao a tutti, grazie Tina per l'invito. Sì, finalmente sono riuscito a tornare alla vittoria con il Palio del Recioto, una corsa davvero impegnativa. Ci tenevo di più per il bel vedere che era una corsa in casa, però comunque la vittoria è arrivata. Allora, tu sei professionista da 2 anni, sei passato praticamente dalle file degli junior, sei passato direttamente al mondo dei professionisti, ti abbiamo visto anche alla Coppia Bartali, ti abbiamo visto anche nelle classiche in corse impegnative, però la società, la Bardiani, vi permette di fare anche l'attività, chiamiamola così, minore, ovvero nelle corse dedicate agli under 23. C'è stata qualche critica, qualcuno che dice insomma hai vinto il Palio del Recioto ma non hai vinto con i professionisti, però insomma è un ciclismo cambiato. Ma sì, diciamo che fin dal primo anno la squadra ci ha permesso di correre tra gli under 23 e anche fare un'attività con i professionisti, giusto per crescere sempre di più anche a livello proprio di prestazione. Ovviamente c'è sempre critica in tutto, quindi non troverai nessuno che sia d'accordo con quello che fai, però comunque vedo che è stato un bel progetto con la squadra, i risultati si sono visti già da quando ero primo anno e penso sia una buona strada anche per gli atleti più giovani che magari sposeranno questo progetto con la Bardiani. Ecco, ci vuole veramente una grande dose di sicurezza e anche di fiducia nel dare fiducia a dei ragazzi che a 18 anni vengono proiettati nel mondo del professionismo. Del professionismo abbiamo visto con Renko e Venepol, ma lui è un horse category, per cui effettivamente va bene questo tipo di ciclismo. Tu che l'hai provato sulla tua pelle a distanza di 2 anni, qual è il primo bilancio che puoi fare? Ma io mi sono trovato bene con la squadra perché comunque la famiglia Reverberi mi ha dato la possibilità di appunto correre un po' con gli under 23, un po' con i professionisti, cercando di essere al top, quindi diciamo avere degli ottimi materiali e poter fare delle belle gare. E c'è chi dice sia meglio rimanere tra gli under 23 per poi passare direttamente professionista, però comunque quando sei davvero pronto la squadra ci fa fare le corse più importanti, quindi ho fatto l'Antali inizio stagione, ho fatto l'Aigueglia, Coppia Bartali e secondo me ci sta. Altrimenti un'altra buona scelta potrebbe essere i Devo Team che ci sono delle squadre World Tour. I team sviluppo, ovvero Esatto. le Continental, che però in Italia le squadre World Tour non le abbiamo. Esatto, quindi... Però le squadre World Tour vengono a pescare i giovani talenti italiani. Beh, come è giusto che sia secondo me, quindi chi ha voglia davvero di provare di andare ci sta perché comunque poi vivi una situazione importante perché quando sei in ritiro sono magari insieme ai corridori World Tour, quindi ti crei l'esperienza, inizi a conoscere persone, imparare diverse lingue e secondo me è un'esperienza da poter fare per poi passare professionista. Ecco, hai fatto ad esempio la Coppia Bartali, ma adesso dopo 2 anni sei in un certo senso già un po' più rodato, ma com'è effettivamente trovarsi a correre con quello che era il rapporto bloccato tra gli junior e trovarsi a correre con i professionisti con un altro stravolgimento, altro chilometraggio, altri wattaggi e quant'altro? Com'è effettivamente? Ma alla fine non è stato complicato perché il primo anno l'ho corso praticamente sempre tra gli under 23, quindi mi sono trovato bene e ero pronto già per passare. Poi le corse prof le ho iniziate a fare di più a fine stagione, da primo anno, poi l'anno scorso e quest'anno, quindi alla fine il salto non l'ho sentito troppo. Ovviamente i cambiamenti Cambio di sono ritmo stati, e sì, quant'altro. la velocità media in gara, i chilometraggi, però ci si adatta alla fine, quindi si cresce, diventa fisiologico. Allora Alessandro, purtroppo abbiamo visto anche nei giorni scorsi che cosa è successo in Spagna. Parliamo anche di sicurezza. Che cos'è che avete? Che cadete tutti quanti? Cadete in continuo, ma soprattutto ci si fa tanto male, perché anche la caduta in Spagna non c'era una discesa dolomitica pericolosa o chissà che cosa, cioè è stata quasi, sembrava quasi una svista. Ma oddio, c'è chi diceva fosse il manto stradale,
chi no, però delle volte forse anche noi, secondo me, rischiamo troppo in momenti di gara in cui non serve. Non saprei dire com'è andata, è un po' brutto vedere che comunque sia stata una caduta importante perché c'erano molti ragazzi coinvolti. Sì, non è proprio solo relativo alla caduta lì ai Paesi Baschi, ma effettivamente sulla sicurezza in gara, non siete un po' troppo sfrontati a volte in Secondo gruppo? me sì, delle volte no, delle volte ci sono dei tracciati che sono davvero, Criminali, tra sì, virgolette, lo dico io. brutti, bisogna dirlo, delle volte sì, e infatti ogni tanto va fatto notare anche l'organizzatore che non è stato magari un tracciato bellissimo, ecco. Quindi dovrebbe esserci anche forse un po' più voce da parte del sindacato dei corridori, cioè farvi sentire un po' di più, perché Magari non quello siete sì, carne da macello, no, ricordiamolo. esatto, però anche magari secondo me l'organizzazione essere un po' più attenta anche a che strade vogliono far fare in corsa. In teoria i corridori dovrebbero vedere il percorso prima o fare un sopralluogo, è praticamente impossibile. È difficile, ormai ci si adatta con VeloViewer, poter vedere la strada, però non è che guardi una tappa completa, guardi i, I tratti più difficili, più esatto. Di impegnativi. solito guardi le salite e le discese, non guardi i tratti in mezzo, però è difficile, ecco. La vittoria al Palio del Recioto, secondo te può essere un appiglio per un passaggio ad una squadra superiore? C'è già qualche movimento? Oppure, come ha detto qualcuno, insomma, ha vinto una corsa da Under 23? Ma oddio, potrebbe esserlo, perché no? Comunque arrivo da un buon periodo perché comunque ho fatto diversi risultati, quindi sono secondo me abbastanza costante e quindi non è che arrivo da un momento che andavo piano, passo subito forte. Quindi sì, magari potrebbe essere per un passaggio, forse no, non lo so ancora. Non lo sai ancora. Comunque, l'importanza di correre in una squadra professional che ti permette di crescere è fondamentale. Ma io mi sto trovando bene con i reverberi, in sé con la squadra, lo staff, quindi non posso dire niente in contrario a loro, anzi mi fanno fare delle belle corse e quest'anno soprattutto ho fatto un bel calendario fino ad ora, quindi sono È un contento. percorso che consigli anche ad altri tuoi, chiamiamoli colleghi, ad altri corridori, giovani corridori, oppure a qualcuno che dice no, io preferisco fare i 4 anni da under e poi passare professionista? O è Ma una perdita di tempo fare i quattro dipende anni da come under? la vede una persona, che ambizioni ha, che ragazzo, sì, insomma, sceglie un ragazzo cosa fare in base alle proposte che ha. Io mi sto trovando bene, quindi lo potrei consigliare, però dipende, ecco. Ecco, qualche altro atleta, qualche altro amico così, che cosa, cioè, ha preso ispirazione da te, ha scelto di fare il grande salto nel mondo dei professionisti, oppure c'è ancora qualcuno che dice appunto come si diceva no? Ma ho visto che comunque Matteo Scalco, mio compagno di squadra, che ha un anno in meno di me, ci eravamo anche sentiti prima che lui firmasse in Bardiani e anche lui ha seguito un po' le mie orme, ecco. Insomma, il passaggio dei 4 anni con gli under 23 si sta svuotando, Un pochino sì, cioè c'è perché anche questo di rischio. c'è anche questo sì come rischio, perché magari vai a perdere alcuni ragazzi per strada perché si sta portando tutto a un livello molto alto, molto importante, che bisogna fare tutto fatto bene e quindi magari qualche ragazzo lo si perde per strada, però è così il sistema, non puoi farci Quanto niente. forte vanno nelle corse con i professionisti, quelli del World Tour? Ma si va forte, si va sempre forte, a prescindere dalla corsa ormai si è alzata tanto la qualità dei corridori, poi con il fatto dei materiali si va sempre forte. Poi un'ultima cosa, e poi siamo veramente in chiusura perché hai tantissimi impegni anche tu e soprattutto un calendario fitto fitto. Insomma, qual è il tuo obiettivo e quale sarebbe la corsa che ti piacerebbe correre e disputare? Ma l'obiettivo penso che cioè, non lo nego, passare in una squadra World Tour è il sogno da quando ero bambino, quindi è anche un obiettivo adesso che posso fare bene. La gara dei sogni invece non lo so, sulle corse di un giorno direi o Liegi o Lombardia e corsa a tappe Giro Giro d'Italia. d'Italia, Sì, ovviamente. esatto. Vabbè, nella speranza che magari arrivi, chi lo sa, una convocazione per il Giro d'Italia, insomma manca ancora un Vediamo. mese e mezzo, non si sa mai, eh? Anzi, lanciamo un messaggio ai reverberi che sicuramente ci seguono. Bocca al lupo e Alessandro, torna a trovarci. Creppi, grazie mille.